magari soffrivo, ma entravo di più nella realtà, anche con tragicità, per un'apocalisse che io vedevo, o per una distruzione vicina, ma sempre dentro la realtà, con dei riferimenti alla realtà, seppur simbolici, seppur così svedutisti. E allora io ho pensato bene nei miei quadri di spostare, c'è questo spiazzamento della città, fantastico finché vuoi, ma può essere anche fisico, perché oggi è possibile tutto, che spostino totalmente questa piazza in mezzo all'oceano, laddove può spuntare un enorme e incredibile sottomarino o un mezzo subacqueo che riscopre a sua volta e ricomincia la storia da capo. Ma abbiamo un'apocalisse così centellinata, millimetrata tutti i giorni, ed è quella del costante invasione che noi siamo destinati a subire. È un'invasione apocalittica la nostra. Venezia è il matrimonio dei contrari. È per questo che tutti quanti si innamorano di Venezia, perché l'essere umano, per essere vivo, deve unire positivo e negativo. E Venezia è raffigurato dalla città, dalla sua precarietà, dall'acqua che è leggerissima, e dalle pietre che sono pesantissime, che devono comunque convivere. Venezia è unica perché è un'invenzione di 1000 anni che l'umanità ha pensato bene di mettere delle pietre grossissime sull'acqua, quindi questa è già una follia. Ecco. E facendo questo entrava nella dimensione del fantastico. È una dimensione del fantastico realizzata magicamente e miracolosamente da tutta l'umanità. Per cui Venezia è fantascienza, ma dalla nascita.